Tanto tuonò che alla fine piovve. La bufera si è scatenata proprio sopra i cieli di Bassano, fulmini e saette politiche. Da alcune settimane, a dir la verità, lo si vedeva, presente ad alcuni appuntamenti di partito, ma non solo. È un uomo libero, ma la sua figura, politicamente parlando, è imbarazzante. Stiamo parlando di Renato Chisso, ex potentissimo assessore alle infrastrutture della Regione Veneto, che ha patteggiato 2 anni e 6 mesi di reclusione per la vicenda Mose. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sua comparsata a un convegno sull'autonomia e le infrastrutture organizzato sotto l'egida di Forza Italia Seniores dall'ex senatore Antonio Pasinato e dalla figlia Silvia. Al suo ingresso in sala a Bassano sarebbe stata proprio quest'ultima a ringraziarlo pubblicamente, ricordando che tra le due famiglie esiste un rapporto che dura da molti anni. Apriti cielo. Elena Donazan ha scritto ai vertici di Forza Italia dicendo in sintesi o me o lui. Se non lo cacciano ufficialmente esco dal partito. Una storia che unisce destra e sinistra, visto che Luigi Tasca, segretario cittadino del PD, racconta la vicenda e scrive un chiaro non ho parole. A stretto giro di posta arriva anche la presa di posizione della Lega Nord. Durissimo Nicola Finco. Io oggi ho chiesto a Forza Italia regionale di chiarire questa posizione perché dove c'è Renato Chisso non c'è la Lega. Se Forza Italia ha ancora intenzione di girare il territorio, girare il Veneto, portando come modello il sistema Galan-Chisso, ovviamente è una scelta che fa Forza Italia, ma che noi come Lega non possiamo assolutamente condividere. Quindi spero di vedere presto delle smentite, delle prese di posizione e anche una presa di distanza nei confronti della serata organizzata l'altra sera.